Abbiamo raccolto 3.000 firme con grande soddisfazione e con grande impegno organizzativo, perché con tutte queste persone che hanno firmato singolarmente, noi abbiamo parlato e abbiamo spiegato le nostre ragioni, e non solo noi segretari, ma anche tutti i delegati e i lavoratori che appartengono a queste sigle si sono impegnati per parlare con i cittadini e chiedere il loro sostegno. Eccole dunque le 3.000 firme che sono state raccolte tra i cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla carenza di personale che colpisce l'ULSS 6 Euganea. Una sensibilizzazione che ha fatto sì che si sia mossa anche la Regione, che ha promesso assunzioni e 5.000 euro in più per l'azienda sanitaria Euganea. La sensibilizzazione che ha portato al decollo delle 150 assunzioni per portarsi circa a 350, quei 5 milioni che sono stati stanziati, un po' la stima che abbiamo fatto. È tanto, siamo contenti, non siamo ancora arrivati, perché ricordiamo che questo non teneva in considerazione l'esacerbarsi del Covid quest'estate, siamo già a numeri elevati, noi pensavamo all'autunno, quindi aggiungiamo l'autunno a quello che sta già succedendo e abbiamo anche le ferie da sostituire, quindi dobbiamo fare ancora dell'altro, ma un buon risultato comunque. Tutto il comparto sanità soffre di una carenza di personale, criticità che si ripercuotono anche sull'utenza. A questo si aggiunge che gli infermieri italiani sono i meno pagati d'Europa e quelli padovani i meno pagati del Veneto. Hanno sofferto gravemente questi 2 anni di pandemia e si sono mobilitati in massa quando hanno saputo che c'era appunto la necessità di un'implementazione dei fondi per le nuove assunzioni. Si sono portati in piazza loro direttamente a raccontare il loro vissuto. Questo ha portato a raccogliere attraverso la testimonianza diretta col cittadino quasi 3.000 firme che sono arrivate direttamente in regione, portando appunto il pensiero e la necessità di un implemento del tetto di spesa per l'ULSS 6 Euganea, cosa che è avvenuta con gran soddisfazione di tutte le sigle sindacali, NURSIN compreso.